Allora, il mio lavoro parte da un approccio che deriva da tutte le mie esperienze passate, quindi a partire da quelle le accetto in qualche modo e cerco di superarle, ovvero cerco di questionare qualsiasi cosa, metto continuamente in discussione ogni mia scelta. È una continua osservazione di quello che faccio e che sono in ogni qualsiasi scelta, che sia una scelta di movimento, che sia un approccio al lavoro, che sia un pensiero, e in questa messa in discussione è come se attuassi una specie di filtro. Tengo tutto quello che mi appartiene, che mi aderisce, e lascio andare tutto quello che invece è stato parte di me, ma in qualche modo ad oggi non mi appartiene più, non mi aderisce più. Questo mi permette quindi questo percorso di pulizia quasi, mi permette di capire un po' chi sono e cosa sto facendo mentre lo sto facendo, e in qualche modo mi permette di essere un po' più forte per poter abbassare le difese, ovvero una forza appunto una forza disarmata, una forza che deriva appunto da questo continua osservazione e messa in discussione di tutto, e questo appunto mi permette di avere meno paura, o comunque di affrontare la paura di proporre, di esporre un corpo il più autentico possibile, il più disarmato possibile e il più chiaro e aderente a se stesso possibile. Allora, qui il corpo è inteso come materia presente e trasparente, come appunto una materia sensibile sia a se stessa che sensibile a quello che lo circonda e capace di agire in questa visione, ovvero capace di cogliere gli stimoli sia interni che esterni, accoglierli e trasformarli in qualcos'altro. Quindi è un dispositivo vivo, una materia proprio malleabile, attiva in questo continuo scambio energetico tra interno ed esterno. Il corpo lo intendo un po' come una spugna che assorbe ogni accadimento, qualsiasi esperienza che fa, sia sul palco che anche nella vita, e per poi la ripropone, si è spremuto ovviamente, la ripropone sporcato e arricchito della propria individualità, e è su questo principio un po' che lavora la percezione del corpo qui in questo progetto. Infatti il processo di ricerca parte proprio dalla spremitura del corpo, ovvero da portare il corpo in una condizione ipersensibile, di iperattenzione sia a se stesso che a quello che lo circonda, e un ascolto profondo, pacato nel senso di attento e paziente a tutto, insomma. Sì, il progetto My Body si divide appunto in un solo e in un trio, il trio che si intitola My Body, My Space, con Miriam Cinieri e Luca Piomponi. Entrambi i progetti sono spinti dalla necessità di un'affermazione di vita. Cercano o comunque indagano entrambi le stesse domande, che sono domande prettamente quasi esistenziali. Che cosa ce ne facciamo di questo corpo? Cosa facciamo? Come stiamo? Cosa ce ne facciamo di questo corpo in questa vita, in questa situazione? E in due modi quasi opposti, ma non così distanti,
ricercano delle risposte a queste domande. Da una parte abbiamo appunto un'individualità e dall'altra abbiamo un primo gruppo, una comunità. Certo ci sono delle differenze, ma entrambi i progetti cercano di indagare in modo diverso in che modo e in quali forme si può incarnare un vitalismo umano che ci appartiene, del quale siamo immersi. Per quanto riguarda il trio, ad esempio, ci siamo focalizzati di più sulla questione dell'incontro, cioè in che modo e il perché ci incontriamo e come ci incontriamo, che cosa ci spinge ad incontrarci. E sta emergendo la miriade di possibilità che si celano dietro a questo fatto, a questa azione dell'incontro, e le stiamo andando appunto ad indagare. Il solo invece si focalizza più su un processo di individualizzazione che comunque è presente anche nel trio, ma nel solo in maniera appunto più forte, ovvero maggiore sarà la forza individuale, più densi e forti saranno i legami con l'altro, che in questo caso può essere sia la persona a fianco a me, sia la persona, il pubblico che mi guarda e osserva. E questo perché anche in una solitudine penso che per natura non tendiamo all'isolamento, ma al contrario tendiamo sempre all'incontro con l'altro. Allora, l'ambizione è quella di lavorare sul corpo, nel corpo, con il corpo a 360 gradi, quindi con una visione inclusiva della parola corpo, e lavorare con l'idea del corpo-mente, ovvero sia con tutta la parte più di immaginario, di desiderio, di concentrazione, di attenzione verso le cose, e la parte anche più materica, proprio fisica. Mi sembra che questo connubio apra delle possibilità difficilmente arrivabili in una visione univoca delle cose e del corpo. Quindi per me è molto interessante lavorare il corpo in questa maniera. D'altro canto penso anche che questa divisione corpo-mente non sia una divisione così netta, distinta, e soprattutto non mi interessa molto trovare le differenze e ulteriori distinzioni, perché quello che mi interessa è appunto una visione inclusiva, cioè come in un gesto, in un'azione, in un movimento ci sia uno spostamento di un'intera esistenza, cioè come una persona, un individuo, un corpo nella sua totalità sia coinvolto in un'azione, in un fatto, e questo coinvolgimento è un coinvolgimento totale, sia della parte appunto più mentale che della parte più fisica, o della parte sensibile o visibile o invisibile, insomma è più questa inclusione di tutto quello che ruota attorno alla parola corpo, che per me è interessante. Sì, il bando DNA appunto credo sia un ottimo bando con delle ottime tempistiche che riescono a sostenere un processo creativo di lavoro. E per quanto mi riguarda, ad esempio, ho fatto la prima tappa a maggio a Bassano del Grappa, e è stata ad esempio una residenza fondamentale, grazie alla quale sono riuscita veramente a capire, cioè sono emerse un po' le origini di tutto questo lavoro, e sono riuscita veramente ad avere un tempo qualitativo notevole, proprio c'è stata un'astensione dalla realtà, senza orari, con delle tempistiche assolutamente personali, che mi hanno permesso veramente di concentrarmi su il cosa stavo andando a fare e cosa stavo facendo. Poi successivamente la residenza appunto a Firenze, a Cango,
è servita molto perché abbiamo unito altri linguaggi rispetto al linguaggio coreografico, quindi il linguaggio sonoro e il linguaggio luminoso, e questi tre elementi, questi tre livelli hanno iniziato a parlarsi. E poi alla triennale, a fine luglio, siamo andati ancora di più a definire quello che stava accadendo, sempre appunto portando avanti il discorso su tre livelli: il livello coreografico, luminoso e sonoro, e quindi lì abbiamo cambiato molte cose, abbiamo veramente definito un percorso più preciso che siamo andati ulteriormente ad approfondire qui a Mondaino, proprio in questi giorni di pre-debutto di Roma Europa. È servito moltissimo questo proprio approfondimento e abbiamo reso il lavoro molto più raffinato, ecco, abbiamo avuto questo tempo di raffinatezza.